dell'ambasciata britannica di Roma. Pronto? Buondì. Buongiorno. Io chiamo a seguito della diffamazione avvenuta da parte di Londra nei confronti del Prosecco. Il Prosecco va evitato, distrugge i denti. Sì, ne sono al corrente, l'abbiamo visto nei giornali italiani, sì. Mi faccia un piacere, se fa uno scritto per la lobby dei Mone di Londra. Prego, la sto ascoltando, mi dica, sì. E allora, se gli inglesi non sono capaci di tenere neanche un prosecchino, se tutti gli inglesi quando hanno la balla cattiva e fanno danni e delinquenza in giro, non è colpa nostra che non si nascondino dietro falsità per cercare di nascondere un problema grosso che è loro, che non tengono l'alcol. Va bene, d'accordo. Un'ultima cosa, signorina. Mi dica. Visto che sono usciti già dall'Europa con la Brexit, adesso per piacere, i vai pur in tanta mona. Ma che noi beve prima, se no fa brutta figura. Va bene, d'accordo, certo. Ha capito cosa intendo? Signorina, Come no? lei ha una bella voce, se lo lasci dire. Grazie. Una voce dolce ma pronta, sveglia, una bella vocina. La ringrazio. Ma non lo dico mica a tutte, sa? Mi fa piacere, la ringrazio. Le dirò di più, io sono anche un influencer. Ok, ottimo. Caspita. Eh?